Previsioni del tempo d'autore, dal set di Twin Peaks alla passione per il meteo. Dal suo ufficio di Los Angeles, David Lynch, maestro di cinema, lancia ogni giorno online il suo personale bollettino. Alessandro Marini. Good morning. It's May. Il set all'alba nel suo studio di Los Angeles, un caffè sul tavolo e uno sguardo al cielo. Here in LA, beautiful blue skies, a few tiny clouds. La danza tra sole e nuvole durante la quarantena, le previsioni del tempo e del mondo che verrà dalla finestra di un meteorologo d'eccezione, il regista premio Oscar, David Lynch. Appuntamento quotidiano su YouTube con oltre 1 milione di visualizzazioni, video già di culto del maestro del cinema più onirico e visionario di Hollywood. È la prima opera di Lynch che si è riuscita a capire, confessa qualche fan. Non un esordio, ma il remake dei bollettini meteo di 15 anni fa. Stessa inquadratura, stesso telefono a parete, stessa tazza di caffè. Protagonista fuori campo sempre il cielo sopra la città degli angeli, che ha ispirato molti dei suoi capolavori, Strade perdute, Mulholland Drive, Inland Empire. Lui, partito dalla provincia americana come quella di Twin Peaks. Diane, 11:30 a.m. Il sogno indistinguibile dalla realtà, il lato oscuro di Hollywood, specchio delle nostre paure. Come nell'ultimo cortometraggio, Fire, realizzato prima del coronavirus e da pochi giorni online, scenari che sembrano presagire il dramma di questi mesi. La natura ci ha detto basta, spiega Lynch in un'intervista, ma questa crisi porterà un nuovo modo di pensare. Le soluzioni arriveranno, torneranno i film e sulle nostre vite, parola di regista e meteorologo, tornerà a splendere il sole. Have a great day, everyone.